Ultimo giorno di lavoro per il colonnello Salvatore Gibilisco, da domani in pensione dopo 40 anni al servizio dell'Arma dei Carabinieri. Ho dedicato la mia vita all'Arma dei Carabinieri e questa grande istituzione mi ha ripagato con grandissime soddisfazioni. Mi mancherà molto il contatto con la gente, la vicinanza verso la popolazione, il rapporto umano. Siciliano d'origine, una lunga permanenza in Veneto tra Rovigo e la Marca, con una parentesi di 8 anni come comandante della compagnia di Castelfranco Veneto, dove ha conosciuto quel rapporto quotidiano di vicinanza con la gente. Non dimenticherò mai i bellissimi anni trascorsi nella Marca trevigiana, terra di grandi opportunità, laboriosa ed intraprendente, fatta di donne e uomini capaci che conoscono molto bene il sacrificio e il duro lavoro. Un ambiente dove mi sono sentito a casa e ben accolto. A Castelfranco alcuni dei casi più impegnativi della lunga carriera, il tragico sequestro di Iole Tassitani, l'omicidio Gualtieri a Possagno, il rapimento della ragazzina cinese di Vedelago e poi sempre a Vedelago il furto dell'auto con a bordo un bimbo di pochi mesi. Da 2 anni il ruolo di comandante nel nucleo informativo che, dice, lo ha arricchito dal punto di vista professionale. Ma soprattutto per quanto riguarda la cultura antimafia, il terrorismo interno ed internazionale. Sono molto grato e ringrazio i miei uomini, i colleghi del nucleo informativo per l'impegno, la dedizione e la passione che mettono in questo delicato settore. Ora la pensione all'età di 60 anni, ma ancora molte cose da fare. Penso che non è ancora arrivato il momento per dedicarmi al giardinaggio. Vorrei comunque mettere a frutto la mia esperienza e magari continuare a sensibilizzare la coscienza soprattutto dei più giovani ad un maggior senso di fiducia e di responsabilità verso le istituzioni, l'Arma dei Carabinieri e lo Stato.